Buongiorno cari nonnini, eccoci qua. Io sono Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, in compagnia della mia Brenda. Innanzitutto vi presento e vi racconto qualcosa di Brenda. È un pastore australiano e questa razza aiutava i pastori a governare le greggi di pecore. È molto intelligente e attiva, con un temperamento equilibrato e una spiccata capacità di apprendimento. È un cane incline al contatto umano e alla socializzazione. Infatti Brenda ha molti amici che poi vi presenterò. Le piace molto giocare con la pallina, correre, nuotare e con lei faccio addestramento e insieme impariamo tante cose. Ora vi mostrerò qualche esercizio che faccio con Brenda e, come vi ho accennato prima, voglio farvi conoscere alcuni amici di Brenda che abbiamo conosciuto durante le nostre camminate nei prati e nei boschi. Don't know what's wrong, something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Intorno, gambe, fronte, terra. Bene, molto bene. Rotola, resta. Questo è Athos, un boxer che ama tantissimo giocare con Brenda e salta come un cavallino. Poi c'è Ben, che è il più anziano della compagnia, ma molto vivace, salta, ruba la pallina a Brenda e corre come un giovanotto. Lillo è stato adottato, è molto coccolone e tranquillo. Mila, anche lei è stata adottata, è dolcissima, ogni giorno saluta me e Brenda come fosse il primo. Loro sono Margot e Sven, sono due pastori tedeschi che incontriamo soprattutto alla domenica quando andiamo a fare una passeggiata in un pratone e gli piace che gli lanciamo i bastoni e loro corrono a prenderli. Sono molto obbedienti. Kayla è un alano blu, una cucciolona di 7 mesi
che ama farsi coccolare e fare degli abbracci, ma immaginate Nonnini quando abbraccia, è alta come me. Oro, sempre un alano, è grande grande, quando lui vuole giocare, Brenda si spaventa un po'. Yoshi è uno Shiba, è un amico incontrato da poco, ma tanto, tanto innamorato di Brenda. Shira è un Malamut, una nuvola di pelo che si diverte tantissimo con Brenda. E infine Thor, adottato da cucciolo, super attivo, ha sempre tanta voglia di scorazzare nei prati e di giocare. Ecco Nonnini, questi sono gli amici di Brenda che ci fanno tantissima compagnia quando passeggiamo nei boschi. Siamo stati proprio fortunati ad incontrarli e saprete benissimo quanto il valore dell'amicizia sia importante nella vita. Volevo anche dirvi, Nonnini, purtroppo questo periodo un po' difficile non ci vuole abbandonare. Però volevo regalarvi qualche foto che ci dona la natura con il tramonto, quel momento magico in cui il sole scompare all'orizzonte e il mondo ci dà la buonanotte. Per concludere vi lascio come sempre con una frase citata da Bernard Williams. È praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare. E, come sostiene questo scrittore, è praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare ed io, Nonnini, spero di avervi aiutato a farlo.